豆腐乳是一个我非常喜欢吃的东西。早餐的时候，传统的台湾的早餐很适合吃豆腐乳。比方说，我那一块这样子，然后放在那个饭这样子，这样非常鲜的，所以不要放太多。你那个已经放太多了。然后对我来说这个够了。然后这样子去弄。面包也可以啊，这不要放太多，再烤面包这样子。然后这个真的不可以太夸张了，因为这个很咸。对啊，太咸了。E così questo è tofu, tofu fermentato che messo sotto spirito, diciamo, con il liquore di riso. Questo è già un anno, un anno. Poi la mangi così, no? Pieno. Poi a me piace molto mettere rosso. Che cos'è? E sono i lacci di maiale, che ne so. E carne di maiale secca, così. E a me piace molto con il riso, anche con l'uovo. Ottimo, poi ci aggiungi il tofu, metti anche un po' di brodoli, cioè brodo, con la 贡丸，谢 con gowan 谢贡丸， gowan tan， 谢。然后这个是那个猪血，猪对血跟隔间肉，然后酸菜，谢。这是日本 e quindi 肉松， qua questo 贡 così 丸。 polpettino, buono, anche questo 那个不用再沾的了，那个已经味道已经。 buono. 这个不太适合意大利人的早餐。 No,适合我。Ma anche si può ciao dai no? Vedi un po'. Voilà. E la mangi. 咸死了。 Buonissimo. Poi sul pane, così. Boh. Poi guardare fagiolini. 然后这个台湾的早餐啊，很喜欢吃这些腌的东西，所以豆腐乳是腌的呢。然后再来这个是腌的辣椒，这是腌的辣椒，这是腌的姜，然后你还有果汁里面，吃得很好，吃得很好你。Questo anche è buono. 是 Zenzero sotto aceto. Gian. E questo qua, la già paura. Assomiglia ai peperoni sotto aceto nostri. 是，我觉得比较是 agrodolce， 酸酸甜甜的。 Con l'uovo. Questa è l'aggiunta nostra, il pane. C'è già il riso. OK， 吃得很好。OK， Bevo.开心。 Buon appetito. Buon appetito。 你知道什么？我那么喜欢这个东西，我很想学习怎么做。你觉得我们可不可以请你的大阿姨
叫我们做。哎，我们可以试试看。其实这个我们家的豆腐因为我不知道会，我们家的豆腐乳，我们家都是大的的都是大阿姨做的呢，所以我们看看大阿姨我可以学习，因为这个东西很不错。适合我的口味。哎，我们试试看，请大阿姨对啊来帮助我们。 ，buona idea. 是， Chiediamo alla zia di insegnarci a farlo. 这个是我们刚刚做好的，所以颜色比较白了，颜色比较白。然后这个已经放了2个月了，所以它慢慢的变得比较黄色。然后这个啊，已经是吃了1年了，所以你颜色越放，它就会越黑。然后记得这个，因为这2个都还不能吃，所以不可以打开这个盖子。我可以开。除非你看它这个酒啊，已经那个盖不到那个豆腐了。如果那个酒已经跑得比较下面了，你可以稍微打开，然后加米酒，赶快盖起来。可以加米酒。对，如果没有试的话，就不要再打开。然后这个大概放半年到1年。Quindi questo appena fatto, 是 questo 2 mesi. 2 mesi, questo 1 anno già. 豆腐乳。豆腐乳。OK。是 OK。